Radioline e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta. Lunedì 20 gennaio, bentornati, questa è Casa CUS Cagliari Radioline, un saluto da parte di Andrea Matta, benvenuti. Che cos'è Casa CUS? Il programma che in 20 minuti circa vi racconta quello che accade al CUS Cagliari, quindi a Saduchessa, a Quarto, a Monserrato insomma nelle altre centri in via dei Calafati con la nostra sede nautica, e poi vi racconta quello che gira attorno e ruota attorno al CUS Cagliari. Io sono Andrea Matta, vi ricordo quelli che sono i nostri contatti social, CUS Cagliari Official, sia sulla pagina Facebook che sul nostro account Instagram. Abbiamo due temi principali in questa puntata, insomma il bilancio, o meglio il punto su quello che è lo sport sardo, e poi parleremo della Terra Santa alla Terra Sarda con un particolare viaggio in bici che il nostro ospite ha fatto, e insomma sarà un bel argomento nella seconda parte della puntata. Ma apriamo insomma con il presidente delle CONI Sardegna, Bruno Perra. Presidente, bentornato. Buon pomeriggio a tutti. Questa è la sua terza, mi pare, insomma, presenza anche a Casa CUS. Diciamo che noi ogni anno e mezzo ci incontriamo e parliamo con lei un po' di quello che è lo stato di salute dello sport sardo. Partiamo diciamo dal 2024. Lei ha fatto una conferenza stampa a fine dicembre per fare un po' il punto su quello che è stato l'anno appena passato, mentre vediamo un po' di foto insomma dei nostri olimpionici. Grazie al nostro Giuseppe Valdes, le chiedo quest'anno come è andato? È stato un 2024 eccezionale. Ci sono stati dei risultati veramente incredibili. I nostri atleti, soprattutto quelli che sono andati alle Olimpiadi, hanno ottenuto veramente dei riconoscimenti eccezionali. 2 medaglie d'oro, una medaglia d'argento. Credo che non sia, insomma, credo che i ragazzi abbiano fatto la storia dello sport sardo, ma non solo, lo sport nazionale e lo sport mondiale. Anche perché insomma ricordiamo gli oro di Oppo di Orro e Maggetti, poi insomma Stefano Oppo, le prestazioni degli altri olimpionici, segna insomma che lo sport sardo è in salute. No, è in piena salute, per fortuna. Credo che insomma abbiamo anche tanta ambizione, perché siamo convinti che si possa ancora crescere, si possa ancora migliorare, e devo dire che c'è da parte di tutte le componenti veramente questa volontà di poter fare sempre dei risultati migliori. Oltretutto, devo dire, stiamo migliorando anche l'impiantistica sportiva, che quello è un dato, è una cosa troppo importante per poter creare chiaramente delle situazioni per i nostri atleti, per poter disputare chiaramente l'attività agonistica in maniera adeguata e soprattutto in maniera performante. Mentre torniamo in studio, insomma, siamo appunto col presidente del CONI Sardegna, Bruno Perra, e stiamo raccontando di quello che è stato l'anno appena passato. Le chiedo un po' quello che sarà il 2025, cioè l'anno che è iniziato proprio qualche giorno fa. Quali sono gli obiettivi di questo nuovo anno? Gli obiettivi sono sempre quello di migliorarsi. Noi dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo credere in noi stessi, perché abbiamo le opportunità per poterlo fare. Abbiamo tanti giovani che stanno crescendo, che possono chiaramente raggiungere un livello agonistico molto alto. Dietro, devo dire, c'è un grande lavoro che stanno facendo le federazioni e tutte le associazioni, ma soprattutto vediamo sempre di più, secondo me, una prospettiva migliore, e questa è la cosa più importante. Mentre andiamo a vedere un po' le immagini dell'ultima conferenza stampa dal TG di Videolina, lei è quasi alla fine insomma del suo mandato, si ricandiderà? Questa è la notizia. Sì, l'ho già detto, quindi non è una novità, mi ricandiderò, le elezioni saranno il 12 aprile e poi vediamo. Giorno importante anche storicamente insomma per lo sport sardo. Sì. Le chiedo quali sono gli obiettivi che lei ha raggiunto in nei 4 anni, e quelli che magari non è riuscito insomma a centrare, se vogliamo utilizzare un verbo sportivo. Gli obiettivi sono stati tanti, poi che ho raggiunto lo dovrebbero dire gli altri, perché io non mi devo autocelebrare, però credo che abbiamo creato un sistema sportivo molto positivo, dove tutti quanti quelli che si occupano di sport hanno fatto delle cose veramente eccezionali. Noi come CONI siamo stati in effetti vicino a tutte le federazioni, vicino a tutte le associazioni, ma soprattutto abbiamo lavorato per poter chiaramente migliorare questo sistema. E come ho detto prima, sull'impiantistica sportiva è stato fatto un grande lavoro, grazie chiaramente alle risorse messe in campo dall'assessorato allo sport della Regione Sardegna, ma devo dire che anche con tutte le altre istituzioni abbiamo sempre collaborato, perché riteniamo che
che insieme che dobbiamo far sì che il sistema sportivo possa crescere. Sappiamo benissimo l'importanza che oggi nella nostra società lo sport, probabilmente è rimasto uno dei pochi deterrenti contro il disagio giovanile, quindi abbiamo il dovere di poter insomma affiancare questi ragazzi per farli crescere nella migliore dei modi. L'anno scorso insomma la Sardegna ha vinto tra l'altro i Giochi delle Isole, quindi insomma un importante anche impegno sullo sport giovanile. Le chiedo un po' come sta lo sport sardo dal punto di vista giovanile. L'ha detto poco fa, insomma siete stati vicini alle federazioni. Qui a Casa Cus noi raccontiamo sempre insomma quello che è lo sport giovanile del Cus Cagliari, però come sta lo sport giovanile in Sardegna? Lo sport giovanile sicuramente va bene, ci sono tutte le palestre obiettivamente dove si pratica l'attività sportiva abbastanza, diciamo, dove i ragazzi sono abbastanza tanti che praticano sport. È chiaro che noi come obiettivo è quello di far sì che tutti i nostri giovani abbiano la possibilità di praticare un'attività sportiva. E infatti insieme alla Regione abbiamo portato avanti un progetto che si chiama Giovani Vispi, dove abbiamo praticamente dato a 9.000 ragazzi l'opportunità, attraverso un voucher, attraverso un finanziamento ottenuto dall'assessorato alla pubblica istruzione, dal Ministero, dove noi chiaramente dove noi come CONI abbiamo creato un coordinamento, abbiamo dato l'opportunità a 9.000 ragazzi di poter praticare in maniera gratuita l'attività sportiva. Le richieste sono tantissime, questo significa che veramente c'è questa voglia di far sport, di praticare, perché tutti quanti riteniamo che sia una cosa troppo importante per la crescita dei giovani. Una cosa che abbiamo visto insomma in questi mesi qui al CUS, in questi anni in realtà al CUS, sono i progetti che facciamo con le scuole, con lo sport che appunto entra in classe. Questa è un'altra parte insomma del progetto dello sport giovanile, l'importanza che i nostri ragazzi facciano sport anche a scuola. Beh, quello sarebbe chiaramente la cosa più bella se si avverasse, che si potesse fare sport a scuola a 360 gradi. Sappiamo benissimo come ho detto prima, quanto sia importante lo sport, ma che i ragazzi riuscissero a praticarlo anche a scuola sarebbe veramente sarebbe una cosa meravigliosa. Devo dire che piano piano le cose stanno cambiando anche dal punto di vista, anche il governo, il Dipartimento dello Sport sta creando un progetto per far sì che i ragazzi possano praticare l'attività sportiva in orario curricolare. Noi come CONI abbiamo un progetto che si chiama Sport e Gioventù, dove già da diversi anni lavoriamo insieme alle scuole, però non basta, perché chiaramente noi per quanto ci riguarda possiamo, diciamo, riusciamo a sviluppare il progetto non con tantissime scuole, perché capite bene le risorse che servirebbero sarebbero tantissime, però è già un bel punto di partenza. Poi vedo, insomma, come ho detto, il Dipartimento ha creato questo progetto, se riuscissimo a sviluppare lo sport a scuola cambieremo sicuramente totalmente la cultura sportiva in Italia. E chiaramente io auspico che questo prima o poi si possa avverare. Qui siamo a Casa Cus, quindi insomma siamo a casa del Cus Cagliari. Le chiedo un po' come sono i rapporti con il Cus in questi anni, insomma come vede anche lei da presidente del CONI quella che è l'attività sportiva che si fa a Saduchessa, che si fa appunto nei vari polisportivi del centro. Per quanto mi riguarda i rapporti con il Cus sono ottimi e ho apprezzato... Figlia dei trascorsi anche insomma sì, suoi, da quando ecco. ero studente, da quando poi ho fatto anche l'allenatore nei campionati universitari, quindi chiaramente stiamo parlando ormai di tantissimi anni fa, però credo che il CUS Cagliari in questo momento stia facendo veramente delle grandi cose. Io ho apprezzato molto il fatto che abbiano allargato le discipline che si praticano. Devo dire che i risultati sono eccezionali, perché vedo che anche rispetto a prima ci sia una grande attenzione verso il movimento giovanile. Infatti vedo sia nel calcio,
nella pallacanestro, nella pallavolo, in tutte le discipline che oggi, anche il triathlon, che è una disciplina che al CUS Cagliari si pratica da pochissimo tempo, ci sia veramente la volontà di fare sport a 360 gradi, e soprattutto sta crescendo molto il settore giovanile. Questa è la cosa che mi rende più felice. E ricordiamo tra l'altro proprio di qualche giorno fa, insomma, i tornei invernali del CONI, con un ragazzo del CUS Cagliari di triathlon, che ha partecipato per la diciamo parte sarda. Andiamo a vedere il video numero 4, caro Giuseppe Valdes. Parliamo di Riva, insomma siamo nella settimana dell'anniversario della morte del mito. Le chiedo com'è stato quest'anno senza Riva per lo sport sardo, e poi un'altra domanda, poi insomma giustamente andiamo alle risposte. Quanto è importante che in Sardegna ci siano centri sportivi, stadi, vie dedicate a nome di Riva? Beh, partiamo dal presupposto che la morte di Riva forse è stato il momento più triste dello sport sardo, perché è stato veramente un colpo al cuore per tutti quanti, perché tutti quanti sappiamo quello che ha rappresentato Gigi Riva per la Sardegna. Oltre alla sua figura mitica di sportivo di altissimo livello, lui chiaramente era una figura che riusciva veramente a far sentire la Sardegna più forte, più importante, ha creato una visibilità enorme, soprattutto dietro la sua figura. Per quanto riguarda invece la dedica che stanno, cioè i centri sportivi, le vie, le piazze che stanno dedicando a Riva, io la credo una cosa giusta. Credo che sia importante ridare un segnale, un riconoscimento a una persona che veramente, che per la Sardegna ha dato la sua vita, e siccome devo dire è giusto che noi riconosciamo questo, quindi sono ben felice quando vengono veramente, quando i centri sportivi, le piazze vengono dedicati a questa figura mitologica che è stato Luigi Riva per la Sardegna. Le faccio la domanda che faccio di solito, insomma, a presidenti e anche ai nostri tecnici: come vede il CONI Sardegna tra 10 anni? Come vedo? Il CONI Sardegna tra 10 anni. Lo sport sardo tra 10 anni. Il CONI Sardegna io lo vedo, diciamo, lo sport sardo lo vedo sicuramente come qualcosa che può dare grandi soddisfazioni a tutti. Ripeto, siamo in rampa di lancio, possiamo crescere tantissimo, abbiamo in questo momento raggiunto la consapevolezza che ci permette di non avere limiti, e quindi, come ho detto sempre e come dico sempre, bisogna essere ambiziosi, riconoscere che noi abbiamo delle opportunità incredibili nonostante siamo un'isola, anzi probabilmente questa criticità ci deve dare ancora maggior slancio per ottenere risultati sempre migliori, per far sì che il nostro sistema sportivo, attraverso chiaramente il CONI, possa avere veramente un grande slancio e soprattutto possa diventare sempre più forte, sempre più importante, possa avere uno sviluppo a 360 gradi che può dare sicuramente alla Sardegna grande lustro. Io ringrazio il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra, grazie presidente, l'aspettiamo a Sa Duchessa, così insomma torna un po' quasi a casa, no? Un ecco. Grande piacere, grazie a voi per l'invito, e viva lo sport, viva la Sardegna, e un caro saluto a tutti, e viva il CUS soprattutto. Assolutamente sì, grazie Bruno Perra. Caro Giuseppe, bravissimo, andiamo a vedere un po' quelli che sono stati i finali del weekend, facciamo un cambio di studio, quindi grazie presidente, lasciamo spazio al secondo ospite di questa puntata di Casa CUS Cagliari a Radiolina. Stanno già scorrendo quelle che sono i finali, insomma, delle gare di questo fine settimana. La vittoria al tie break della nostra squadra di A3 di volley contro Monge Gerbado Savigliano per 3-2 appunto, e poi la vittoria del C femminile contro la Silvio Pellico per 3-1. Nelle altre gare di questo fine settimana abbiamo la sconfitta della C1 maschile di futsal contro il 4 Mori, della sconfitta anche della B femminile contro Tanassassa di capolista del torneo, e la vittoria per 0-4 contro della C femminile contro Ampuglias in trasferta alla prima di campionato. Per chiudere
ovviamente la gara di promozione vinta dal 2-0 dal Cus Cagliari contro Atletico Masainas, la vittoria della B femminile di basket contro la GSO Elmas, la sconfitta invece interna in Serie D2 maschile per il Basket Poetto Gruppo ENA, e poi la vittoria contro la NTC Margine Rosso per la seconda squadra, la squadra femminile di tennis in seconda serie, che ha dato così la possibilità alle ragazze di giocarsi i playoff. Cambiamo ospite, cambiamo tipo di racconto, con una maglia nero-azzurra, possiamo dirlo anche per chi ci segue ovviamente radiofonicamente. Luca Termite, ciao Luca, benvenuto, avvicinati al microfono. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti. Allora, perché diciamo Luca è qui? Perché un nostro amico, quindi buon Giuseppe Solla, gli facciamo nome e cognome, ha fatto un po' da gancio a questa puntata. Ha detto, guarda, ti devo raccontare la storia di questo mio amico che conosco bene, che ha fatto una roba particolare, un viaggio in bici da Cagliari alla Giordania. Esatto, da Cagliari alla Giordania, alla Terra Santa, a Gerusalemme. Quindi, come hai detto te all'inizio, dalla terra sarda alla terra santa, perché vedo che porto la maglia dell'Inter, però il cuore ecco, poi la spieghiamo meglio questa maglia. Intanto la prima domanda che ti ho fatto quando ci siamo incontrati adesso è: a te chi te l'ha fatto fare di fare questa strada? Ma la voglia di, dopo tanti anni di aver viaggiato per lavoro, dopo tanti anni di pandemia e quindi di lavoro da casa, avevo voglia di ritornare a viaggiare, però a viaggiare in maniera diversa. Un viaggio lento e un viaggio con la bicicletta, che è un mezzo fantastico per entrare nella vita delle persone quando viaggi. Chi ci segue sui social possiamo far vedere, caro Giuseppe, il nostro video numero 6, esatto, così vediamo un po' anche il report del tuo viaggio. Leggiamo 23.000 km, 13 nazioni, 201 giorni, insomma un'impresa, possiamo definirla così. Sì, è un'impresa essere tornato vivo ecco. Da questo viaggio, perché ho girato il Medio Oriente in un periodo, questo che tutti sappiamo non essere tra i più semplici. Quindi raccontaci un po' intanto, detto, com'è nata e poi anche il fine sociale di questa iniziativa. Esatto. Allora, è nata tutto dalla Sardegna. Io non sono mai stato un appassionato della bicicletta fino a quando non mi sono trasferito 5 anni fa, proprio all'inizio della pandemia in Sardegna. C'erano solo due modi per evadere il lockdown: o si aveva un cane, lo si portava al parchetto, oppure si faceva sport. Io mi sono comprato una bicicletta e ho cominciato ad andare in giro in bicicletta. Andavo prima al Poetto, ecco. Poi dopo i viaggi sono diventati sempre più lunghi. Prima di questo viaggio ne ho fatto uno in Patagonia, tra Cile e Argentina, e poi la voglia era sempre di più di partire e viaggiare, di conoscere. Quindi sono partito appunto da Cagliari per arrivare a Terra Santa con, non era la prima volta, un proposito benefico, che era quello di aiutare un'associazione in Giordania che aiuta i ragazzi disabili da tantissimi anni, un'associazione italiana. E per questa associazione italiana, assieme a un'azienda che produce campi giochi, che si chiama Pozza di Vicenza, abbiamo proprio in questi giorni abbiamo raccolto dei soldi durante il mio viaggio e abbiamo spedito un container da Vicenza a Aqaba, che è sul Mar Rosso, per poi farla arrivare questo parco giochi in questa associazione benefica a Madaba, che è vicino alla capitale Giordania, che è Amman. Mentre magari molti di voi sono in macchina in questo momento, stiamo spostando, ecco, nelle strade della nostra isola, non possono vedere quelle che sono le immagini che abbiamo appena trasmesso, che diciamo il racconto che Luca ha fatto sul suo canale YouTube, che vi invitiamo a visitare, con una telecamera 360, quindi una telecamera che riprende tutto, un po' un'immagine tipo Giovanotti. Questo diciamo è un po' l'idea, anche se in realtà poi Giovanotti è quello che ti ha fatto venire l'idea, no? Esatto, perché il viaggio in Patagonia, in Argentina, in Sud America l'ho fatto proprio per aver visto il viaggio che ha fatto Giovanotti. Lui ha fatto l'America diciamo del sud, la parte nord, quella più calda, la Bolivia, la Colombia e così via. Invece ho fatto la parte nord, quella più fredda, e quindi ho fatto la Patagonia, che anche se era estate faceva un freddo cane. Tra l'altro hai anche un rapporto particolare con la musica, perché proprio sul canale di YouTube ci sono alcune immagini in cui tu diciamo sei in bici, stai camminando, pedalando nelle strade dei 13 paesi che hai visitato, e poi però tu canti insomma Terra Promessa di Giovanotti, di Ramazzotti, chiedo scusa, e altre canzoni insomma.
Ma no, Agnelli, tutto il repertorio l'hai fatto Esatto. tutto praticamente, anche perché le ore devono comunque passate in bici. Esatto, le ore devono passare. Sono un grande appassionato di musica, un grande amante anche di Tazenda, musica sarda, tantissimi altri artisti di questa bellissima isola, però la musica, oltre ad essere una passione, mi teneva sveglio, mi teneva vivo, e in alcune situazioni, quando pedalavo in mezzo al deserto dove non c'era veramente nulla, mi evitava di impazzire completamente, quindi cantavo a squarciagola in mezzo al deserto. Mentre vediamo alcune immagini del suo diario su internet, perché il racconto del nostro viaggio, dei viaggi del nostro Luca, in realtà viaggia anche molto in rete. Abbiamo già detto nel canale YouTube, c'è poi un sito dedicato, adesso, insomma, date un'occhiata, perché ti permette poi, ecco, di dare un po' un'occhiata su quello che appunto è il percorso che Luca ha fatto in questi 201 giorni. Come è nata la tua passione anche per il racconto su internet, e se è una cosa che è arrivata un po' per necessità, per dover raccontare anche ai parenti doveri in realtà? Esatto. Questa applicazione si chiama Polar Steps, che ho usato per la prima volta durante questo viaggio. Effettivamente mi ha evitato i 1000 messaggi di mia madre, Ecco. perché non sapeva Che ti seguiva, dove ero, diciamo, col mi seguiva puntino. perché è un'applicazione GPS, quindi funziona anche senza, se non avevo internet, quindi lei sapeva, anzi l'unica volta che però purtroppo rimanevo fermo in un posto più di un giorno mi chiedeva perché. Ecco. Però in genere sapeva esattamente dove ero e non mi tempestava di messaggi per sapere se ero ancora vivo. E quindi insomma l'utilità, no, della rete, come diciamo molto spesso, ecco, critichiamo, e un po' diciamo che la rete non è un posto buono per tanti. In questo caso ovviamente lo è stato anche per, insomma, i parenti stretti. Un bellissimo viaggio che abbiamo provato, insomma, un po' a raccontare in breve in questa puntata di Casa Cus Cagliari Radiolina. Vediamo l'ultimo video, giusto, lo vediamo, è una tappa del viaggio. Dovresti essere qui, credo, in Israele. Dai un'occhiata, insomma, di uno schermo molto piccolo. Questo dovrebbe essere, c'è anche l'audio ovviamente, dovrebbe essere Israele, questo. Sì, ho fatto Israele, ho fatto i territori palestinesi, ho fatto Gaza. Mhm. Ho fatto il periplo di Gaza e sono andato anche a visitare i luoghi appunto dei massacri di Hamas, e appunto le immagini di quelli che sono stati proprio liberati, delle 3 ragazze state liberate in questi giorni, campeggiavano ovunque in Israele assieme a altre centinaia di persone che sono state rapite. Quindi sono a viaggio. E che tipo di rapporto hai avuto con gli altri paesi? Insomma, comunque tu eri un italiano in bici, giravi i paesi anche caldi da un punto di vista politico, possiamo dire così. Che tipo di rapporto avevi con le persone? Bellissimo, perché sempre parlando di tecnologia esiste un'applicazione che si chiama Warm Showers. Molti di voi magari conosceranno Couchsurfing, che invece è per le persone che si spostano a piedi, che fanno trekking, che possono essere ospitate da altre persone. C'è un'applicazione che è di ciclisti che ospitano ciclisti. E in questo modo sono entrato nelle case, molto sviluppata, soprattutto in questi paesi, quindi sono riuscito a entrare nelle case delle persone dei paesi che ho visitato, e questo è un modo completamente diverso di entrare appunto nella cultura e negli usi e costumi dei paesi che si visitano. Luca, stai con noi perché andiamo a vedere un po' le nostre facce da Cus, con i quali chiudiamo questa puntata di Casa Cus. Ieri a Sassari si è tenuto il draft per la nuova edizione della NBA Junior League. I nostri ragazzi dell'Under 13 giocheranno con la maglia degli Utah Jazz. Per quanto riguarda invece l'atletica leggera, ottimi risultati per il nostro Andrea De Montias a Padova, Elisa Marcello ad Ancona, e poi ovviamente la terza manifestazione indoor a Iglesias. Per chi ci segue in visual, qui le foto delle nostre ragazze Silviaru, Gaia Ligas e Mariana Livia, ve lo racconteremo poi ovviamente sul nostro sito cuscagliari.it. Altre facce della Cus sono le ragazze della nostra serie di volley. Ne approfittiamo per ricordare che ogni martedì sui nostri canali social andiamo a raccontare quelle che sono le attività giovanili e i risultati delle giovanili del Cus Cagliari, e poi chiudiamo questo giro di facce da Cus. In realtà la nostra faccia da Cus ce la diamo in diretta, perché il nostro Luca Ribaudo, ciao Luca! Ciao a tutti. Via Skype, perché insomma è andata bene anche i nostri fiorettisti, doppietta Cus, Luca Ribaudo, Anita Meris nel fioretto maschile e nel fioretto femminile. Caro Luca, intanto hai qualche minuto, com'è andata questa gara? È andata abbastanza bene, per me era una gara molto importante perché venivo dagli anni precedenti dove avevo già conquistato il titolo, quindi sai, comunque riconfermarsi è sempre difficile, però ho vissuto la gara molto serenamente, mi sono divertito, ho tirato punto per punto e quindi alla fine è andata bene.
sono contento. Ricordiamo tra l'altro insomma che Cus si è ben piazzato oltre ai primi posti, ma 3 di 4 posti sul podio per il fioretto sono stati a marchio marchiati Cus, quindi insomma è andata molto bene anche per la squadra. Dicevi, hai confermato il titolo rispetto all'anno scorso, eri preoccupato di non poterlo confermare oppure sapevi eri consapevole delle tue potenzialità? No, allora i miei compagni di sala stanno migliorando tanto, ci siamo molto in crescita, quindi comunque una gara non si sa mai come può finire. Io mi sono allenato con costanza, quindi ero fiducioso delle mie potenzialità, però comunque se si sapesse già il vincitore di una gara non ci sarebbe niente da gareggiare. Certo, se no cosa gareggi a fare appunto, cosa scendi in pedana, stare in pedana sembra non è utile. È andata bene anche per la femminile, dicevi insomma i tuoi compagni di strada stanno crescendo molto bene, tra l'altro Anita è tornata un po' al suo primo amore perché Anita Melis ha iniziato col fioretto proprio a 7 anni. Com'è il rapporto in sala tra voi? Dico tra tutti quanti ovviamente. No, un rapporto bellissimo, siamo anche ragazzi di diverse età, ma riusciamo comunque a capirci a vicenda, quindi per me è come una seconda famiglia, non solo con gli altri fiorettisti, ma con tutti i ragazzi e le persone che appunto ogni giorno si allenano al CUS con noi. Grazie Luca per questo racconto insomma di qualche minuto della gara di ieri a Maracalagonis. Ricordiamo insomma Luca Di Baudo si è confermato campione regionale del fioretto maschile assoluti. Grazie Luca. Grazie a voi. Grazie anche all'altro Luca, oggi insomma è la puntata di Luca Termite, grazie Luca. Chi vuole insomma vedere un po' i tuoi prossimi viaggi, i tuoi prossimi appuntamenti, che deve fare? Sempre su Polar Steps oppure su YouTube sotto Ciubecca, che è il mio soprannome da sempre. Perché Ciubecca? Perché da quando giocavo a pallamano, perché andavo sempre a Sassari a giocare per esempio, e un giorno, una finale, ho fatto il gol della vittoria, erano i tempi di Guerre Stellari, ho fatto un urlo che sembrava uno scimmione, ecco. Sembravo Ciubecca, da allora Ciubecca, Ciube, sono di Ciubecca. Questo è, diciamo, ovviamente, continuate a seguirlo perché fa cose interessanti, fa cose belle ed è bello anche raccontare un po', meglio vedere quello che i posti del mondo anche così a distanza, in giro anche da casa, insomma è bello vedere il mondo anche da casa, giustamente. Ricordiamo i nostri conti social, CUS Cagliari Official, sia sulla pagina Facebook che sul nostro account Instagram. Grazie al nostro Giuseppe Valdés in regia, un saluto da parte di Andrea Matta, Casa CUS torna tra 7 giorni. Radiolina e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS.